Suo fratello, per piacere, che era come che ce lo ricorda lui, insomma, ecco. Io mi ricordo quando c'era Pivi, e lui, questa mia compagnia a scuola, quando si andava a dottrina, tutto quanto, lui le domani più lì, mio fratello, padre Corma, le domani più lì. E mi era sempre attaccato a lui, dunque lui mi comandava, si decidia se può assieme tutto quanto, tutto così. Insomma, mi è sempre vissuto bene. Quanti fratelli eresi in tutto? Guardi, tornati in tre, mie padre Coma e i fratelli di Reggio tutti e vinti. Che le vidi padre Coma 23 e mi vidi 5. E dopo una sorella anche che Quattro le... sorelle. Quattro sorelle. Sì. Due suore, sì, Angelina Stella, Maria Assunta e Suor Pia Vittoria. Suor Maria Vittorina e Suor Pia Vittoria. Di cui due suore. E com'era di carattere? Che carattere velo suo fratello? Mio fratello ha carattere buono. Buono, vero? Sì, buono e coraggioso. Coraggioso. Sì, sì. Non aveva paura di niente. Non aveva paura di niente. E a donne piede scherzi che vende a lui, perché per scherzi lui viene stata a giocare, no, così, e anche a camminare, che mia mamma gli credeva, perché cammina con le gambe alte e con le mani così, e a mia mamma gli credeva perché diceva che così il sangue andava tutto sulla testa, e aveva il temore, no, e credeva, e lui si rideva. Lei era un tipo scherzoso, insomma. Sì, scherzoso, scherzi, lui è sempre qui agli scherzi. Sì. Ma scherzi, no brutti, Sì, scherzi bei, no? Da ridere, sì, così. E dove che abitessi? Dove stessi a Mansuè? A Mansuè. Fondo strano su una casa rossa grande, lì è un chilometro da Rabasaghe. Sì, l'ho vista qui a casa, là, l'ho vista. Ecco, là. E col papà, con la mamma e contadini, eri contadini, Era Misia, in tanti là, la famiglia rossa. Eresi tutti insieme. Su una quarantina di persone. Però una quarantina, sì. Come che si usava una volta? Che deve essere tra fratelli, era là insieme. Con la stalla feci il filò feci anche il filò. Sì. Là si apparecisi là in tre cugini. Sì, a scadarle d'inverno dove si stalla. Sì, il filò, vero? E dopo, cosa posso dirmi ancora del suo fratello? Qualche storiella che mi piacerebbe raccontare? Anche a volte papà che si è addormentato, tutti i giorni in cerca lei dormia in chiesa, ti ricordi? Ah sì, c'era qui, si addormentava in chiesa, perché tutte le mattine lui andava a messa. Ogni mattina? Tutte le mattine. L'andava su a messa alle 6, una volta, comunque si sta io. E 8 era a scuola e lui andava a messa tutte le mattine. Andava a rispondere a messa a mia casa e dopo casa una bella scuola di punta e latte e avevo su la cosa andare a scuola. La sacchetta. Ma che si addormentava in chiesa? Che le andate in cerca tutti quanti, tu che l'era. E si addormentava in chiesa, mi diceva. Si addormentava in chiesa una volta. E lui... Mario, che a volte che mia nonna e mio nonno non sapeva dove che l'era, dopo gli andate in cerca e io l'ho trovato addormentata in chiesa. Ah sì? Dighi. Cioè, beh, sì, tu c'era perché lui andava sempre in chiesa a rispondere. E dopo bisogna. E allora lui quest'altra sera lui insegnava la dottrina e i fiori. Insegnava Qui lui applicava, ma di 12 anni, e lui è sempre qui
delle Jung, ecco. Sì. E quando che la vita che andava a prete, sta contenti i genitori? Con mio frate, una frate, per lui non abbiamo frate, no? No? Lui era una prete, perché stavo uno che veniva in America, era missionario. E là continuano, ha fatto il film del signor, no? Un film, no, che anni là, ma non era parlato, no, il film. Era muto, sì, sì. Sì, che era così. E io facevo un film, no? Che era in America, lui missionario, questo qua. E io qua ho verso, sì, in casa, no? Qua ho verso. E allora raccontare la vita che fa là, tutto qua. E ho detto una volta, io che vado che da prendi. E ho raccontato che vita che fanno là, i fiori politici, e morivano e ribalonati i genitori per i capi, no? E loro i missionari, no? Nei curali nucleari, che piangevano giorno e notte, i ribbandonai, i miei figli i ribbandonai via, e così. E là, mi sono innamorati che da preti, a dire, vieni là via in America, non quelli lì. E mio fratello, vedendo che si boccia, no? Vedendo che contea, che vita che fa la vita qua, e a pastrare da me, che lui è 2 anni più di me. In cui domani vai a casa che dice, e i genitori dire, e a mia zia, perché era mia zia, no? Che era da suora, perché la sanava. Ecco, e mia zia che da domani mattina, tutte le mattine a messa, e così l'ha fatta. E poi missionario, prete missionario. Quando che era ora, sì, che era andare a scuola, no? Sì, l'acqua finì le elementari, no? Tu andare a scuola, adesso non era né bicicletta né niente. Che non era da pagare. E allora, insomma, sono da fare, io mandavo le tante, io parlavo con frati da Mota. Se era un figlio, no, così io trovavo loro a mandarlo a studiare. E contea la dia che i figlio che era buono, no? Tuo figlio qua, era padre di corva qui. E io qui a trovare e loro mi pare che andiamo a Treviso a scuola. Sì, dei frati. Dopo dei frati. All'Unigo? All'Unigo, sì, dopo è andato all'Unigo. E io andavo là, così, e dopo da là le passavo all'Unigo, e qui abbiamo da prete, che in era, sono stati, dice, o prete o frate, dice, mi vai di guidare, dice, di messa, dice, missionario, e allora guidare di messa da prete, dice, e allora prete poi andava perché in era, e allora ho detto, e parlavo con qui a Mota, mi pare, sì. E qui frati a Mota. E le andava a frate? Sì, trovasse loro un posto e tra loro con qui alla lana, frate, perché loro su idea era qui alla prete, una missionaria, perché ascoltare teatro, che con te, un missionario che veniva da Cina, mi pare. E quando che avesse della tragica scomparsa, come si restavi, quando che le è successo il fatto? Abbiamo che parla un po' più indietro. Sì, quando che le è morte, cosa aveva appreso quando che arrivava la notizia che le era stata coppata, no? Sì, sapessi chi che aveva dato la notizia? Chi che aveva avvertito? Il parroco in chiesa. Il parroco aveva avvertito In chiesa, sì. che era morto. Chi che aveva la vita? Che lei era morta? Piero, resi a messa, Don Paolo Bolzan, sì. aveva già in chiesa. Sì, perché mi chiedeva lui
che lui che io uccideva, perché io ai poveri. E lì, la casa, ogni pochi anni quando si sentiva un po' bene, mia madre e i dottori qua, no? Insomma, non stava bene, era magro, no? E ho vissuto i nostri genitori, essendo che era lungo, era vari. E a Copia, insomma, Piero, lui vuole sapere quando che ti ha saputo la notizia della morte del padre morte, sì, in chiesa e resi. Sì, mi si ne ha messa qua, che però mi mi raccontare che io uccideva, e mi ho detto, Cambia posto. Sì, no, lui aveva un paese grosso, mi dice, i miei figli, i primi parrocchiani, se mi coppa dire, se mi uccide dire, vai in paradiso dire, e prega per i miei operai. Sì, per i suoi parrocchiani. E io dire, e io vedete che io uccideva, no? E mi dico che mi si paese. E lui ha detto no, dice, no, dice, prega però se mi uccide dire, vai in paradiso, dice, e prega per i miei operai, e poi gli altri, avanti dopo, dice, no, i miei operai prima, dice, no. Sì, e quindi l'avesse avuta da... Sì, in chiesa, in chiesa. Durante la messa Don Paolo, i parrocchiani di miei figli. Piero, fermati, durante la messa. È stata infatti la nota che aveva Don Paolo durante la messa, e durante la messa alle 10:30, l'ha detto, ho una brutta notizia da darvi, hanno ucciso il padre Cosma e Beppi le viene fuori dalla chiesa, avete sentito si resta là. Sì, avesse avuto la notizia così. Così, insomma. Lei è la moglie Elena, vero? Sì. Si chiama? Leonida. Leonida? Sì. Okay. E di che classe è lei? 30, 1930. E dopo, quando che adesso che avessi la fa beato, cosa che apparesti? Una gioia. Insomma, è per che mi veniva a piangere, perché io da lei paradiso. Sì, mi cosa aveste, no, che la fa beato, ero, e lei in paradiso mi veniva a piangere. È bene, credo. Sì, una bella roba. Quella bella roba, sì, ecco. Avere un fratello santo, è una bella roba. Sì, 2 anni più vecchio di me. Più vecchio di me, è sempre stato un gran amico, vero? Mi si può sempre attaccare a lui, da piccolo su. Cosa che ha insegnato? Una roba che gli ha insegnato, che si ricorda, una roba che gli ha insegnato. Sì, voi se ben un quadro, lui basta il signora Madonna e i cosi, lui ne ha fatto dopo scuola, dottrina, insomma, roba così. Vai, ammassa un quadro, vuoi se ben, lui piega tutto quanto. Bene. E lei era un che fede visione anche, visione per conto suo, perché sa come che fa lui, però a casa, perché c'è una famiglia grande, i miei figli, quando anche mio papà, quando che era molto di tanto lavoro, la volta lavora tutto a quel man, no? Ha messo lì, ne buttasse un'ora, e l'ora là che buttasse dopo, e non hanno detto te, decidi, del solo soaio, e so delle teatro perché aveva il soaio, no? Del terzo piano, no? E loro ne buttasse dopo, e sa cosa che e allora i miei figli che ne buttasse dopo mezz'ora oretta per riposare perché non avevo mai, e veniva su, e mi cepeva una volta e mezza volte, mi era stava sull'avvio, e lui sa cosa che non sa inventare di fare, perché io ci sapesse.
siccome che la casa è 3 piani, vero? Che camera che loro non dormia allora a che ora là, no? Vero? E era una che era, non era nessuno a dormire. E lui, perché io capisco, perché quando gli uomini si bocciano, che in dia buttassero, nessuno è così, poi il soaio, no? Il soaio è raudo, dopo il soaio si poteva saccare più bassa, così, no? Ma tramite i balconi? Tramite i balconi? Così. Con i balconi? E lui sa cosa che sa inventare lui, perché non dici sul soaio e il soaio poi sulla casa. E ora lui si inventa, e quando in a casa mi si accorge, si dormire. E poi botte, no? Sì, si botte. Sì, lo sapete, insomma. Era così. Così. E sa cosa che fa a lui? Perché io capisco cosa che l'ha inventato. Cosa inventa? E c'ha i balconi, no? Qui sotto, no? Prima il soaio, e dopo le camere, e dopo a portera. E allora lui, perché viene su, e da là bisogna passare fino in mezzo a monte, no? ti ripete E sempre. lui, c'ha inventato, c'ha il balcone, e quindi il soaio, e l'ho aperto. Che altro più sotto l'ho aperto, e dopo che altro a terra, l'altro più sotto no, perché è 3 piani. Sì. Quando che viene su, lui li prepara linea verdi, i balconi. E quando che loro viene su, che viene su, no, perché dalla scappia, sente insieme al balcone, e si picchia dal balcone, dove e poi E andava succhiato. E allora, se mosci non si capisce succhiato, non si finì a basso così, dove si deve diventare, no? Se quelle visioni. Bene. Bei ricordi, bei ricordi. No, sì, bei ricordi di Trotteio, sì. Ecco, e dopo quando è che sei venuti qua a Cologna? Era anche un uomo forte. Era un uomo forte. Ah, lui per qui è sempre di scherzi. No, iniziamo a passare tempo. Sì, era un piacere stare insieme, insomma, via. Subito dopo la guerra, no? Si veniva a Robert Passo, però.